Il primo round dei 16esimi di finale della UEFA Women Champions League va alla Graphic Studio, che batte tra le mura amiche le campionesse di Svezia del Malmö per 2-1. Una partita vera giocata con sagacia tattica dalle friulane, un 4-4-2 classico con difesa ben disposta, centrocampo pronto al raddoppio con la sola Mauro in avanti a sgomitare e aprire la breccia. Svedesi con un gioco d'attacco in salsa olandese, difesa larga a 3, centrocampo a rombo e 3 punte di ruolo. Primi 20 minuti ad appannaggio delle svedesi, poi quando ci si aspettava la marcatura scandinava, ecco che il dio del calcio metteva lo zampino. 2 ripartenze ben studiate dalla truppa di mister Rossi, il quale notava la falla sulla fascia destra avversaria. Le svedesi giocano palla bassa, testa alta e 3 tocchi, ma in fase difensiva qualcosa non va. Conseguenza 2 gol. Apriva le danze Tutino, che serviva la Riboldi, Penelope disfava la tela scandinava e cuciva il gol del vantaggio gialloblu. A 3 minuti dal tè ci pensava l'esperta Camporese a gonfiare per la seconda volta la rete svedese con un tocco di classe. Nella ripresa assalto del Malmö, ma la difesa friulana faceva buona guardia, andando vicina in 2 occasioni addirittura alla terza marcatura. Finale thrilling a 1 minuto dei 3 concessi di recupero dal direttore di gara, la tedesca Beck, fino a quel momento lucida e attiva con le sue collaboratrici, non concedeva il corner dopo la deviazione del portiere svedese sul tiro friulano. Sarebbe stato gol e nell'azione successiva convalidava il gol al Malmö in una mischia furibonda all'interno dell'area di porta a 70 secondi dalla fine. Il ritorno tra 7 giorni in Svezia. Per passare il turno basta il pareggio o la vittoria per le friulane, oppure una sconfitta di misura con una rete di scarto. Il 2-1 al 90° per le svedesi varrebbe i supplementari ed eventuali rigori, con l'1-0 per loro, addio Champions per noi.